È stato fondamentale che il carabiniere mi ha detto: "Ha le scarpe rosse", e la foto è stata fondamentale, però le scarpe rosse, quello che ho notato, la prima cosa che l'ho visto qua davanti all'edicolo con le scarpe rosse. E allora è stato tutto più semplice di vedere l'individuo chi era. L'uomo chiave nell'arresto del 33enne ritenuto l'autore dell'accoltellamento del professore del liceo Brocchi è lui, Fabio Gortan, tassista in servizio da anni a Bassano, spesso proprio davanti alla stazione ferroviaria. È stato lui a riconoscere le inconfondibili scarpe rosse descritte dai testimoni dell'aggressione e immortalate dalle telecamere del sistema di videosorveglianza. È stato lui ad avvicinare il giovane, intrattenendolo fino all'arrivo dei carabinieri. Lui mi ha chiesto una sigaretta e gliel'ho data, di cui però non avevo l'accendino a portata di mano, e l'ho portato in macchina per perdere un po' di tempo, che nel frattempo arrivassero le forze dell'ordine. Gli ho acceso la sigaretta e mi ha detto grazie. Con coraggio e grande senso civico, Fabio Gortan ha avvicinato l'aggressore e poi ha continuato a tenerlo d'occhio perché temeva che si allontanasse. È andato a sedersi sulle banchine qua della stazione e era là tranquillo, beato, perché io guardavo, lo fotografavo per vedere se scappava o se per caso reagiva in maniera diversa. L'ho visto molto tranquillo, l'ho lasciato là tranquillo senza disturbarlo, e sono arrivate le forze dell'ordine che hanno fatto il suo dovere. Quando sono arrivati i carabinieri, che cosa ha fatto? Era seduto tranquillo, non ha reagito a niente, l'hanno portato via tranquillamente. Anche quando che è venuto a prendersi la sigaretta era tranquillissimo, che non immaginavo che si comportasse in quel modo, però era tranquillissimo, e per questo non ho reagito e non ho fatto niente, l'ho assecondato. È una persona che non avevo mai visto prima, spiega il tassista che conclude: non ho avuto paura, non sono un eroe, ho fatto soltanto il mio dovere. Ho fatto il mio dovere e penso che sia la cosa normale che dovessero fare tutti in questi casi.